Buonasera a tutti, ma come siete belli! Io vi vorrei far vedere con gli occhi miei quanto siete belli! Noi non ci rendiamo conto che siamo qua, che forse non ci dobbiamo essere, perché è venuto un momento che forse non ci dobbiamo essere mai più. Invece stiamo qua, tutti quanti, pure quelli a casa, che è meraviglioso. Io non so, io devo dire delle cose, ma non so, visto che siamo alla RAI, non posso dire tutto quello che mi passa per la testa, giustamente, che è la televisione di Stato, che fa? Uno dice qualsiasi... Però io qualcosa la vorrei dire. Allora, oggi è 25 aprile, il giorno della liberazione, però io vi vedo ancora un po' prigionieri, vi devo dire la verità, perché è stato tutto quanto con questa mutanda in faccia. Ma non era finito questa emergenza! Ma non era finito! Scusatemi, c'è ancora un'emergenza! Siete emergenti e non lo so! È finito o no? Sta mutanda in faccia, ma come fate a ridere? Io vedo solo lui, vedo gente che non ce la fa 3 ore. Io penso che voi non ce la potete mai fare. Ci sono i giovani in prima fila, ma più in là, più in alto, ci sono persone che non ce la... guarda là, i poveri che non ce l'hanno fatta, stanno lassù, non ce la fanno fare. Ma io non lo voglio dire perché siamo in RAI. Il RAI non è che puoi dire all'improvviso, in prima serata, che ci siamo rotti un poco, oh cazzo. Però, no, però che mi faccio? Sono 2 anni, che dobbiamo fare più? Meno male che noi siamo campani, siamo persone protette dal nostro presidente, da lui. Guardatelo, è una persona rassicurante, Vincenzo Catenacci. Lui è uno che... Lui qualche giorno fa ha dichiarato: manteniamo le mascherine al di là delle decisioni del governo, non ci possiamo rilassare. Noi non ci dobbiamo rilassare mai. Ma fa una vita e mezzo normale, dobbiamo stare sempre in tensione. Non ci potremmo rilassare più, perché sennò lui ci chiude. Il resto d'Italia probabilmente il 1° maggio sarà libero, invece noi stiamo sempre con questi mutanti facci. Io devo dire la verità, io non lo so chi ha ragione, chi ha torto. Io so che ognuno dice la cosa sua, cioè all'improvviso si sveglia una mattina. Questa è una specializzazione che abbiamo in Italia, soprattutto i virologi. Guarda, io sono veramente affezionato, cioè, a me mi fa proprio piacere quando li sento, perché uno dice una cosa, l'altro dice proprio tutto il contrario. Che i virologi è una specializzazione che i primi di questa pandemia non conoscevo proprio. Voi conoscevate i virologi? Io conoscevo l'ortopedico, o il cardiologo, o il ginecologo, ma il virologo che credi? Che specializzazione? Il virologo secondo me, e dopo fate tutto, il virologo secondo me quando un ragazzo non voleva studiare, la mamma diceva buttati a fare virologia. E ognuno dice che pensa. Allora, mandami. Galli, togliere la mascherina al chiuso, scelta miope e populista. Oh mamma mia! Galli è uno che è stato chiuso 2 anni in televisione, non è uscito mai. Secondo me si era diviso con la moglie, non sapeva dove andare. È stato 2 anni in televisione, a volte io mi andavo a dormire a un certo punto, che rimanevo in 2 salotti solisti nella televisione, facevi spegni tu perché veramente già faccio. Galli, appena uscito dalla televisione ha pigliato un colpo d'aria, ha pigliato Covid, è normale, tu stai sempre chiuso a rinda. Vedi questo, e lui ha detto questo, mandami l'altro. Bassetti, tenere le mascherine al chiuso è un obbligo fuori dal tempo e dalla scienza. Chi se ne fotte niente? Questo è un collega di quello di prima, non se ne fotte. Lui è pure bello, guarda, è stato eletto sex symbol. Lui basta che acciappa, può fare anello, così il naccannello in giro. Non se ne fotte e mascherine. Mandami l'altra. Chi si chiede? Locatelli, mascherine, tenerle solo su bus, aerei e uffici. Che ma fa? Sanno a tenere o non sanno a tenere?
ci stanno mandando al manicomio. Secondo me bisogna togliere con cautela, perché io ho notato che questa parte dell'essere umano, del viso, è determinante. Cioè, mo che ci stiamo vedendo sempre che mascherini, io vedo una ragazza, un ragazzo, si vedono solo gli occhi, tu dici, ah, bellino. Appena si leva la mascherina, non posso. Cioè, non posso. Com'è possibile? Questo determina tutto. Io dico, che c'è? Fermo, che non sa chi lo vuoi, sta facendo così. Allora, che mascherina è determinata? C'è gente che si è fidanzata in questo periodo, si è portato un fidanzato a casa. Appena l'ha vista, si è cagato sotto. E tu vedi chi? Intanto, mentre noi parliamo, succedono i guai. Mandami quella slide con quella notizia. Il nostro premier ha preso il Covid. Allora, dammi la telecamera, collabo. Premier, posso chiamarti Drago? Allora, ma come cazzo l'hai pigliato sto Covid? Che tu tieni sempre sta mascherina qua. Ma da lieto, quando noi... Ma pure con suo sguardo, con lo sguardo che hai, Premier, con tutto l'affetto che ho per te. Con suo sguardo, io se fossi un Covid, mi mettessi paura. Tu sai sempre. Io l'ho preso il Covid, non si sa come si prende. Io ho preso l'ultimo modello, questo qua di adesso. Io l'ho preso anche in un modo consistente. Ho preso la febbre a 37,3. Partita 35,8. Da casa. Decidemmo. Avevo una controindicazione, mi colava il naso, mi scorreva proprio il naso, che in un modo incredibile, non so se a voi è capitato, che ero abituato quando ero piccolo, comunque, però, che è stato sempre ostracizzato, è stato demonizzato, ma non era male, cioè perché la mamma diceva non leccare, perché sennò, ti devo dire la verità, non era cattiva come sapore. Allora, invece l'Omicron non sapeva niente. Chiamammo il medico di base, disse abbiamo un medico di base. Il medico di base mio si era laureato, ma poi non sapeva che lui veramente era il medico, no? Quindi chiamammo, io dissi dottore, sono io, dice mi creda, che non sapevo. Io ho il Covid, si sentì nell'aria, lui non lo disse, mi attivo un bruca, però non lo disse. Io dissi venga a casa, dottore, a visitarmi, lui disse no. Dice, che cazzo è mio così? Si deve dire Ippocrate, mia sa vita, sputo fare, che così? E a un certo punto disse, che hai? Dissi, no, mi scorro il naso. Lui disse, chiama l'idraulica. Questo è stato... Allora, però, fermatevi, fermi. Allora, passiamo per finire ad un argomento più leggero. La guerra. Allora, voglio quello ci sta, o Covid o la guerra. Allora, fammi sentire. Sempre il professor Drago, a proposito di gas, volete la pace? Allora, ho il condizionatore acceso. Allora, caro Drago, dammi di nuovo questa qui. Voi due ne avete. Allora, caro Drago, dipende da quando me lo chiedi. Se me lo chiedi a inizio giugno, che c'è sta l'aria un po' frizzantina, io mi faccio aprire il cuore e ti dico la pace. Ma se mi chiedo 15 house, ma secondo te, un burpato di sudore, ma quale pace c'è? Ma dove? Io non trovo pace. Il 15 agosto noi non troviamo pace. Allora io dico, caro Drago, diglielo pure a tutti i Dragon Ball, quelli là. Allora, scusami, però se lo dobbiamo staccare noi per questa unità d'Italia, staccatele anche voi i condizionatori nel Parlamento, no? Così va surrate un poco pure voi. Siamo tutti insieme. Invece c'è stata questa notizia qua, mandamela. Statevi zitti, ci appiccicato. Allora, il governo acquista condizionatori per 40.000 euro. Drago, allora tu tra la pace e il condizionatore hai scelto condizionatore? Io ho voluto a noi aver multa? Allora no, perdonatemi. Se voi mi chiedete cosa scegli tu, io vi dico che scelgo una sola cosa che mi parte dal cuore. Noi
volemmo sta quieta. Tranquilli, ridateci la nostra vita!